Le profezie del veggente della Madonna delle Tre Fontane Bruno Cornacchiola sugli ultimi tempi, terremoti, terza guerra mondiale e presa di Roma. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di quanto rivelato da Bruno Cornacchiola, il veggente delle Tre Fontane, circa gli ultimi tempi. Bruno Cornacchiola ebbe il 12 aprile del 1947 l'apparizione della Vergine Santa in località Tre Fontane, all'interno praticamente di una grotta e, in un altro video esamineremo, che cosa disse la Madonna nel corso di quell'apparizione riguardante il dogma della sua assunzione al cielo, che proprio in quegli anni era oggetto, di discussione, da parte della Chiesa. Oggi, esamineremo le profezie formulate da Bruno Cornacchiola e rivelategli, dalla Vergine Santa e da lui annotate in un diario, che sono state, rese note negli ultimi anni. In particolare, Bruno Cornacchiola, ha avuto, dalla Madonna tutta una serie di messaggi, ma anche di visioni in cui ha potuto vedere, cogliere, quello che sarebbe successo negli ultimi tempi. La, Vergine Santa ha esortato tutti i fedeli a camminare sulla retta via, perché molto spesso, i cristiani non danno, l'esempio di rettitudine che, dovrebbero dare, dei buoni cristiani, e questo loro comportamento a volte porta le persone a scostarsi, dalla retta via. Riguardo alla Russia, la Madonna ha rivelato a Bruno Cornacchiola che prima che la Russia si converta e lasci la via dell'ateismo, si sarebbe scatenata una tremenda e grave persecuzione, ma, tale persecuzione si sarebbe potuta interrompere e fermare attraverso una preghiera fervorosa. La Madonna ha inoltre esortato tutti i fedeli ad allontanarsi dalle false cose del mondo, come spettacoli vani, stampe, d'oscenità, tutto ciò che in qualche modo può, indurci in tentazione e sviarci, dal mantenere il nostro cuore, la nostra anima e i nostri occhi puri. Poi ecco, per quanto riguarda, il Satana e il demonio, la Madonna ha rivelato, che Satana è stato sciolto e per un periodo di tempo gli è stata data la possibilità di mettere alla prova l'umanità. Egli accenderà tra gli uomini il fuoco della protesta. La Madonna ha esortato tutti a essere forti e a resistere all'assalto infernale. Tutta la Chiesa avrebbe subito negli ultimi tempi una tremenda prova, per essere in questo modo purificata e essere preparata ad apparire, al cospetto, del suo fondatore. Molti sacerdoti e molti fedeli, negli ultimi tempi sarebbero stati, perseguitati, e contro di loro si sarebbe scatenata, una persecuzione come mai vista nella storia dell'umanità. Molte false teologie avrebbero cercato di attaccare e di combattere la Chiesa, con molta aggressività, e avrebbero cercato in tutti i modi di farla cadere, di farla crollare, di distruggerla. La Madonna ha avvertito Bruno Cornacchiola che vi sarebbero stati giorni di dolori e di lutti. Dalla parte dell'Oriente un popolo forte avrebbe, sferrato un attacco tremendo e avrebbe distrutto le cose più sacre e più sante. Il mondo sarebbe entrato
in un'altra guerra, in un conflitto molto più spietato, della prima e della seconda guerra mondiale. La città che sarebbe stata maggiormente colpita in questa nuova cruentissima guerra sarebbe stata la Rocca Eterna, cioè la città di Roma. L'ira di Satana non avrebbe più potuto essere mantenuta, erano e sarebbero arrivati i tempi in cui lo Spirito di Dio si sarebbe ritirato dalla terra e la Chiesa sarà lasciata, per un certo periodo di tempo in balia di queste prove, in balia, in qualche modo delle turbolenze e della persecuzione del mondo. La Chiesa avrebbe subito una grande purificazione, molti sacerdoti, sarebbero stati addirittura in pericolo di vita e per molti sarebbe stata una grande prova in questi tempi duri di persecuzione rimanere fermi e saldi nella propria fede. Inoltre, ecco, ci sarebbe stata anche per molti sacerdoti la tentazione di fronte alle prove che, li attendevano ad abbandonare il sacerdozio, però essi avrebbero in qualche modo resistito e quindi, sarebbero rimasti fedeli a quella che è, la loro vocazione. Per la Madonna era, sì, appunto in base a quanto rivelato a Bruno Cornacchiola, aveva profetizzato un tempo in cui la verità sarebbe stata sepolta sotto un mare di menzogne. La verità, dice la Madonna, che ha bisogno di essere dissetata. E la Madonna ha esortato tutti ad allontanarsi dal peccato, perché il peccato avrebbe condotto l'umanità nel più atroce degli smarrimenti. Questi, tempi, dice la Madonna, sono colmi di peccato e, purtroppo, il mondo appare sordo a ogni richiamo alla conversione. Il tempo odierno è un tempo colmo di falsità, in cui si fa di tutto per dare importanza a cose che non meritano e a, mettere in sordina gli appelli alla conversione e ad una vita santa. Bruno Cornacchiola ricevette, il 15 agosto del 1958, riguardo agli ultimi tempi dell'umanità, la previsione che ci sarebbe stato un fortissimo terremoto che avrebbe scosso tutto il globo terrestre. La Madonna esortò, Bruno Cornacchiola ad esortare i fedeli, per gli ultimi tempi, a non andare assolutamente in giro e a non dormire qualora fossero stati in peccato mortale, ma a cercare immediatamente un sacerdote, a pentirsi, attraverso la confessione dei propri peccati e professare il proposito di non peccare più. La Madonna ha profetizzato che negli ultimi tempi il sole si sarebbe oscurato, le stelle sarebbero cadute, però, è importante precisare che, questa previsione, oltre che in senso letterale, perché nell'Apocalisse si parla in effetti di oscuramento del sole e di caduta di stelle, questa previsione va intesa anche, in un senso più spirituale, perché il sole dei superbi, e le stelle degli orgogliosi, si oscureranno e cadranno, perché per affrontare gli ultimi tempi ci vorrà un grandissimo spirito di umiltà e di penitenza che non tutti avranno. La Madonna inoltre ha ricordato che fuori dalla Chiesa cattolica, romana e apostolica non ci sarebbe stata alcuna salvezza. Poi ecco, la Madonna ha, detto che ormai Satana regna in tutti i posti più alti, di comando, e che Satana avrebbe
avuto saldamente in mano i posti guida un po', dappertutto. Il popolo di Dio sarebbe stato sottoposto a delle tentazioni terribili. Il mondo sarebbe vissuto in una confusione tale che, gli stessi eletti sarebbero stati in qualche modo presi e affannati e turbati dalla tentazione del dubbio. Tutti avrebbero vissuto negli ultimi tempi dei momenti terribili di guerra, di distruzione, di caos politico, religioso e culturale. Purtroppo le eresie, avrebbero serpeggiato in ogni nazione e avrebbero messo alla prova la, dottrina della Chiesa che avrebbe dovuto fronteggiarle in tutti i modi. Inoltre, era, necessario secondo la Vergine che ognuno in questi tempi compisse oltre il proprio lavoro, anche il lavoro della preghiera, considerata fondamentale per svolgere ogni normale attività. Inoltre, la Madonna ha profetizzato un futuro, di sangue, di lacrime, soprattutto di, sangue versato da Cristo e di lacrime versate da lei nel vedere la catastrofe a cui sarebbe andata incontro l'umanità. Perché ogni dolore del mondo è un prolungamento della passione di Cristo e anche, una spada che trafigge anche il cuore di Maria, facendolo sanguinare e lacrimare. Inoltre, la Madonna, invitò Bruno Cornacchiola e, le anime consacrate ad offrirsi vittime per la conversione e santificazione di tutti coloro che si trovavano lontani dalla Chiesa o coloro che avevano abbandonato la retta via per cedere alle lusinghe del mondo e correvano il rischio sicuramente di andare all'inferno a causa del loro traviamento. La Madonna disse a tutti quanti di prepararsi perché, non era più in grado di trattenere la mano, della giustizia divina. L'ira della giustizia era ormai sopra l'umanità. Ehm, praticamente ecco, la Madonna, ha detto che, negli ultimi tempi avrebbe cercato di fare in modo che attraverso la preghiera tutti potessero ritornare a lei, consacrarsi al suo cuore e lei avrebbe sicuramente protetto coloro che l'avrebbero onorata attraverso la recita quotidiana del Santo Rosario. Ora, la Madonna dice che, Dio e Gesù avrebbero avuto, molta pazienza nell'aspettare che, anche coloro che fino a quel momento avevano disprezzato e non accettato, il Vangelo e la parola di Dio, potessero negli ultimi tempi finalmente convertirsi. La Madonna, disse a Bruno Cornacchiola che alla Chiesa Satana non avrebbe potuto fare assolutamente nulla perché è divina. E che avrebbe però messo sotto attacco e a dura prova i sacerdoti e le anime consacrate. La Madonna ha invitato tutti alla conversione, però ha detto che, non sa fino a quando potrà trattenere, la mano di suo figlio, perché comunque la giustizia di Dio richiede soddisfazione di fronte alla enormità e alla quantità e alla gravità dei peccati commessi dall'umanità. Il 7 aprile del 1966 Bruno Cornacchiola ha avuto la visione della, basilica di San Pietro, la cui facciata
era tutta rovinata e a questa visione Bruno Cornacchiola pianse. Bruno Cornacchiola si trovò, davanti alla chiesa detta della Scala Santa, nella piazza adiacente dove si trova l'obelisco. Vi era, in questa chiesa allestita una sala con vescovi e cardinali. All'improvviso vide, crollare tutta la facciata della chiesa. Inoltre, ecco, subito dopo, la Madonna, disse a Bruno Cornacchiola dell'importanza di, far conoscere, di predicare con maggior voce la dottrina, cattolica, ad un gregge che purtroppo si trova, sviato da quelli che sono gli inganni e le sirene del mondo. E purtroppo, questo traviamento dei fedeli porta molti di loro a non partecipare alla Santa Messa. Inoltre, la Madonna ha esortato tutti i fedeli del mondo ad allontanarsi dalle lusinghe del mondo e a non percorrere vie che li porterebbero, soprattutto negli ultimi tempi, a perdersi, per l'eternità, qualora essi rifiutassero la riconciliazione e quindi la confessione. Inoltre, la Madonna praticamente, ha, come si chiama, detto che, molti sacerdoti avrebbero resistito alle persecuzioni tremende degli ultimi tempi e sarebbero rimasti fedeli alla dottrina della Chiesa, anche a costo, di, pagare questa loro fedeltà e dedizione con la propria vita. E Satana avrebbe cercato in tutti i modi, soprattutto negli ultimi tempi, di traviarli, di farli cadere, di fare in modo che il popolo, della Chiesa, il popolo di Cristo rimanesse senza gregge, senza pastore, ma la Chiesa sarebbe uscita trionfante dagli attacchi, del demonio. L'umanità, avrebbe negli ultimi tempi rischiato di andare incontro, a causa dei troppi peccati, di andare incontro ad un diluvio di fuoco. E molte città nominate dalla Bibbia che avevano offeso Dio e non avevano fatto, penitenza dei loro peccati, caddero vittime della giustizia divina. Per cui la Madonna ha detto che se il mondo non si convertirà, ferro e fuoco scenderà sopra la terra. Non ci può essere pace, ha detto la Vergine Santa, senza conversione e tutto si sta preparando per una guerra satanica. Poi ecco, la Madonna ha esortato gli uomini che orgogliosamente fanno di loro stessi Dio a cessare da questa condotta empia e a convertirsi e a confessarsi il prima possibile. Il 31 dicembre del 1984 Bruno Cornacchiola si sentì trasportare nel centro di Roma e precisamente a Piazza Venezia. Lì c'era una folla radunata che gridava vendetta e vide Bruno Cornacchiola scorrere molto sangue in tutto il mondo e tutto il mondo imbrattato di sangue. Improvvisamente vide tutta quella gente gridare, che si volevano recare tutti quanti a San Pietro e continuavano a gridare vendetta. Sul piazzale all'interno del colonnato c'erano il Papa, i cardinali, i vescovi, i sacerdoti e tutti piangevano ed erano scalzi. La Madonna gridava a tutto il mondo e a tutta l'umanità di fare penitenza.
Bruno Cornacchiola sognò che molti infedeli ed atei circondavano le chiese di Roma e chiudevano le porte e praticamente mettevano la città a ferro e fuoco, soprattutto le chiese. E dentro queste chiese si trovavano i fedeli in preghiera e Bruno Cornacchiola vide la città, in particolare le chiese, andare a ferro e fuoco. Egli si trovava a San Pietro e vide una folla di barbari correre dentro la basilica di San Pietro e uccidere chiunque si trovava di fronte al loro passaggio. E tutti i sacerdoti e i cardinali presenti in chiesa, nella basilica, pregavano in ginocchio con il viso a terra. Il Papa era circondato da cardinali e vescovi ed erano tutti intenti alla preghiera. E Bruno Cornacchiola si svegliò in lacrime da questo sogno e da questa visione e si augurò che questo sogno non si avverasse mai perché troppo doloroso e egli sperava che il Papa sarebbe riuscito con la sua figura e il suo esempio di santità a richiamare il mondo intero alla conversione e alla fede. Bruno Cornacchiola disse di fronte a quella visione di aver provato un dolore così tremendo e una paura così intensa che sentì le gambe paralizzate, sentì che non si poteva più muovere per il dolore di aver visto tutte le chiese ridotte ad un ammasso di rovine. Bruno Cornacchiola ebbe dunque la visione della Basilica di San Pietro incendiata, della Basilica di San Pietro che andava a fuoco. Inoltre, Bruno Cornacchiola vide le cause di, questa tremenda tragedia nelle dottrine sataniche che cercano di togliere il sacrificio della croce che si ripete sugli altari del mondo e le dottrine sataniche che cercano di non far celebrare l'Eucaristia e di far chiudere le chiese. La Madonna avvertì che il pericolo era alle porte, che una guerra atomica, qualora il mondo non si fosse convertito, sarebbe stata inevitabile. Disse che la bomba atomica era pronta e che degli uomini senza coscienza minacciano di usarla e che il pericolo di una guerra nucleare è sempre più vicino e che è molto più vicino di quanto noi possiamo pensare. Bruno Cornacchiola disse di aver avuto la visione di una terza guerra mondiale e di stranieri che addirittura invadevano l'Italia. Ecco, quindi Bruno Cornacchiola ha quindi fatto proprio l'appello della Vergine Santa a alla preghiera, alla conversione, ha vissuto tutti gli anni dopo la sua straordinaria conversione nella preghiera, nella penitenza e si è fatto in qualche modo strumento di quello che è il messaggio della Vergine, divulgandolo in tutto il mondo. In un prossimo video esamineremo esattamente quello che disse la Vergine a Bruno Cornacchiola durante l'apparizione alle Tre Fontane ed esamineremo in un altro video ancora il legame tra questa profezia degli ultimi tempi data dalla Vergine a Bruno Cornacchiola che riguarda appunto la presa di Roma, la terza guerra mondiale, la guerra atomica e grandi terremoti che scuoteranno il mondo e il legame tra questa profezia e il terzo segreto di Fatima. Io vi ringrazio di essermi dell'attenzione a me dedicata,
che il Signore e il Sacri Cuori di Gesù e Giuseppe di Maria ci benedicano e, preghiamo. Solo questo posso dirvi: preghiamo e convertiamoci perché nessuno di noi può dirsi arrivato e a posto davanti a Dio. Grazie carissimi, a presto.